Sabato 18 e domenica 19 settembre un trenino si è aggirato per le vie di Vittorio Veneto. Bacarando Vittorio Veneto, questo è il nome dell'iniziativa. Siamo qui con Andrea Casagrande, consigliere comunale, e con Antonino Sonego, presidente della Proloco di Vittorio Veneto, gli organizzatori di questa iniziativa. Allora, com'è andata? È andata molto bene la seconda edizione, nonostante il tempo non sia stato dalla nostra parte. Abbiamo comunque avuto un'importante partecipazione, tant'è che ci dispiace che addirittura qualche partecipante abbia dovuto rinunciare al trenino in certe fermate perché era veramente colmo. Quindi direi un ottimo risultato della seconda edizione. È stato un piacere poter riproporla e avere molte partecipazioni sia da parte dei bar, degli esercenti, delle osterie, sia da parte dei cittadini che hanno deciso di provare questa novità, nata un po' per venire incontro a tutte le attività che hanno sofferto dal Covid, ma che poi, visto il successo dell'anno scorso, abbiamo deciso di riproporla in un weekend di settembre. Allora, un'iniziativa che si rivolgeva sia agli adulti ma anche ai bambini nella prima parte del pomeriggio, quindi avete pensato proprio a tutti. E questo trenino che si aggirava per Vittorio, che emozione ha dato al presidente della Proloco? Ha dato un'emozione unica, anche perché io di treni me ne intendo, visto che ho riesumato il primo cappello da caputazione che mi è stato consegnato nel lontano 1969 e con il quale il treno è partito per il primo viaggio. No, effettivamente è stata una bellissima iniziativa, perché dalle 15 alle 18 il treno era riservato ai bambini. Sabato il trenino portava alla loggia dei grani a Serravalle, perché c'era un laboratorio organizzato dalla Mucca Gialla, e i bambini erano entusiasti, perché personalmente ho potuto constatarlo. Mentre domenica dalle 15 alle 18 le mamme di Ceneda avevano organizzato al seminario un diverso tipo di laboratorio che è stato apprezzatissimo. Comunque dalle 18 in poi solo per gli adulti, Bacarando, 17 locali in giro per Vittorio Veneto, 2 trenini che giravano, e potrebbe essere una continuazione di Rive Divine per quanto riguarda i locali delle nostre colline, e Bacarando per quanto riguarda i locali all'interno della città. Quindi grande successo per questa manifestazione, possiamo già dare l'appuntamento all'anno prossimo? Assolutamente sì, abbiamo imparato cosa sarà da migliorare per il prossimo anno e siamo sicuri che potremo offrire veramente un servizio fantastico da riproporre per tutti quanti.